Pouvons-nous te demander de donner quelque chose de ton rapport avec elle aujourd'hui? Bene, sì. Come vedo io Maria adesso? Io la vedo grandissimissima, perché è così. Non è più per me quella giovinetta di Nazareth, lì che vedevamo prima, che tanto era immedesimata nelle statuette, eccetera, eccetera. No, io so che è grandissima. Noi non immaginiamo e non immagineremo mai quanto è grande Maria, perciò lasciamo spazio a tutta l'immaginazione, a tutti i pensieri che ci verranno per capire un po' che cosa può essere Maria. E poi Maria, io l'ho capita, tutta rivestita della parola di Dio. Se voi volete dirmi, ma senti, com'è che dobbiamo fare per essere sempre così come adesso, contenti come adesso, ma anche sempre nel soprannaturale, sempre in quel posto in cui Dio ci ha messi, cosa dobbiamo fare? Io ho una risposta sola: vivi la parola. Sì, parola viva, perché essere parola viva significa rivivere sulla terra Maria. Lei era tutta parola, solo quel conservava tutte le parole nel suo cuore, significa che lei le viveva, era la parola vivente, era una Bibbia vivente Maria. Ecco, perciò la penso anche così. E poi è il nostro modello, per noi laici in modo anche tutto particolare, perché lei era laica, e quindi in modo anche tutto speciale, perché lei era laica, la vediamo come il modello della fidanzata, la vediamo come il modello della sposa, della madre, della vedova, la vediamo della Vergine, quindi tutti possiamo rispecchiarsi in lei. Ma poi lei è madre, sappiamo, di Gesù, che è il sommo sacerdote, quindi dei vescovi, dei sacerdoti, e anche loro possono vedere in lei un modello per loro. Perciò l'altro punto, insomma, che direi è vederla, la vedo grandissima, tutta rivestita della parola, è nostro modello, tanto nostro modello da poter dire appunto: lei è il mio dover essere, io il suo poter essere. Quella volta che io ho chiesto, forse è stata già letta quella pagina, che mi sono sentita spinta ad andare in chiesa a chiedere a Gesù: ma perché hai voluto restare sulla terra, su tutti i punti della terra, nella dolcissima Eucaristia, e non hai trovato il modo per far restarvi anche tua madre? E io ho sentito che lui rispondeva, e mi rispondeva in modo collettivo, non a me sola, ma a tutta l'opera: è perché voglio rivederla in te. Cioè sì, io voglio popolare il mondo di Maria, di tante Maria, però la voglio in voi. E dentro nella mia anima c'era: canta le litanie e cerca di specchiarti in esse. Cioè, se tu sarai come le litanie, Virgo Virginum, eccetera, eccetera, tu sarai un'altra Maria. In questo modo io non l'ho mandata, non ho trovato il modo di farla restare, perché voglio vederla in voi. Perciò la Madonna è proprio il nostro dover essere, noi siamo il suo poter essere. Come vivo adesso io? Beh, ci sono periodi diversi, vero? Come vivo il mio rapporto con Maria? Siccome viviamo in profondità quel sei tu, Signore, l'unico mio bene, e ci attacchiamo con Maria Desolata, io sento un rapporto particolare in questi momenti con Maria Desolata, che è veramente un monumento di tutte le virtù, intanto della carità, ma poi di tutte le virtù negative. Per cui io prego sempre che lei mi aiuti a viverle annientandomi, perché non mi interessa niente in questo mondo tranne Gesù crocifisso e abbandonato e Maria Desolata, che significa mi interessano se c'è qualcosa da patire, se c'è qualcosa da soffrire, e mi interessano le virtù negative che ti fanno morire, E di queste la Madonna è appunto la maestra. E allora il mio rapporto è più che altro con Maria Desolata in questi momenti. Ma cambia, sai, non è che è sempre fermo lo Spirito Santo dentro di noi, lavora e ci porta anche a nuovi atteggiamenti nei suoi confronti.